Buongiorno a tutti amici di Buongiorno. Matto Scacco, siamo qui con un braccio in mente, tra l'altro ha già accettato subito qualcuno la nostra sfida, Andrea, ti mando subito il link, partiamo a bomba. Sì, la prima mossa falla pure tu, Sì, però. l'ho dovuta fare, ho fatto D4, lui ha risposto con D5. Sì. Volevo poi anticipare che questo sarà l'ennesimo video, no? Che abbiamo Esatto. fatto dopo una decina di video che non siamo riusciti a pubblicare per motivi tecnici. Ora Esatto. noi abbiamo il bianco, è dato così, siamo alfiere. Ok, non so se... Sistema di Londra. Ok, ok. Sì, tra l'altro è un sistema che ho visto che viene utilizzato anche, insomma, a livelli professionisti. Sì, e ora pedone. Ok. Ora cavallo. Credo questo, forse intendevi l'altro? L'altro dove lo avresti messo per curiosità? Sempre in D2. Sì, alfiere. Sì, anche l'altro. No, sì. Ok, dici che è indifferente Sì. la No, sequenza. in realtà è abbastanza diverso, però sono sottigliezze che non so molto. No? Ok, ok. Ora cavallo. Così Oh, controlliamo. meno male che non sei uno di quelli che sono fan dei sistemi con cavallo in C3, no? Che vanno di moda, ma non mi Stanno andando piacciono. di moda, hai ragione, hai ragione. Però a me non piacciono per nulla. Ok, ora pedone. Sì, neanche a me, neanche a me. Mi sembra innaturale, no? Il cavallo in Mi C3. fa paurissima lasciare il pedone B2 in quel modo lì così, che poi magari devi mettere la torre in B1, Però, non però so. piace a tutti, non so. È vero, è vero. Ok, ora diciamo cavallo. E già qua è finita l'apertura, bisogna iniziare piani, però non so bene quali siano i piani tipici. Sì. Poi magari hai alcune mosse che vanno bene, arrocco, no? O H3 per dare una gazella Certo. all'alfiere a arroccare, però cavallo E5 non può essere male, no? Se possiamo provare un trattamento aggressivo. Eh sì, sembra molto aggressiva. Cosa giocherà qui il nostro avversario, Andrea? Mm, mm, no, non lo so perché secondo me sarebbe normale. Se avesse fatto prima B6 potrebbe fare alfiere B7, no? Che sarebbe un modo per sviluppare l'alfiere. Per ora non l'ha fatto e quindi non so, l'alfiere D7 per terminare lo sviluppo non mi piace. Magari farà. Ok, questa mossa è molto a doppio taglio perché vuole ottenere un vantaggio di spazio nell'ala di donna, però chiude il centro, no? Ora Sì. alfiere. Ok, qui lo volevi mettere o in B1? Ma io l'avrei messo qui, poi non so se. Ora, ora non so se. Ok, non mi aspettavo questa idea. Mm, come. Allora, come prendiamo? Poi dopo tu mi dici come avresti voluto prendere. Sai che entrambe le mosse hanno i pro e i contro, quindi mi sembra di Esatto. tirare i dadi, no? Ma facciamo pedone. Ah, No, era no, quella non che volevi. temevo.
Era quella che temevo, però credo che sia, anzi, beh, sicuramente la migliore, perché con l'Alfiere, appunto, lui avrebbe guadagnato un tempo con cavallo di 7, giusto? Anzi, no, non so se è la migliore, però va bene, vediamo. Donna! Sti- Bisogna provare a finire prima di perdere di tempo, no? Nel bene o nel male, bisogna Esatto. già forzare gli eventi prima che l'orologio arrivi a zero. Devo dire che, dai, non siamo messi malissimo. A quest'ora normalmente eravamo con 2 minuti sull'orologio. Ok. Mm, prendere o non prendere? Eh, Questo è il dilemma, no? Chi è che lo diceva? Diceva... Ricordo chi. Allora... non lo so perché... Il problema è che giocare attacchi lenti tipo G4 così sono cose su cui non vedo molto futuro. Tra cosa sarebbe giocare... Ma non so. non so se prendere in F6 o no. È per F6. Scusami, perché ha detto la mossa? Tranquillo. Vabbè. Tranquillo, tranquillo. Volevo... Ok. E che qua, scusa, che qua pensavo, sai perché pensavo? Perché mi sembrava una mossa unica tipo di per E5 o alfiere per E5, no? Ok, Come ok, prima che ok. ero facente, perché cambia totalmente la posizione se prendi o se non prendi. È vero, è E vero. quindi pensavo che la posizione fosse di per E6 e per F6 o non. Ok, ora qua donna. Che bello, donna, ora tocca a te, ora posso prendere tranquillamente un caffè mentre tu pensi. Allora, donna. Secondo me ovunque la mettiamo non sta tanto al sicuro. Almeno da quello che vedo. Sto vedendo donna E5, però poi c'è cavallo G4. Sto cavallo G4. Non lo so, spero che non ti dispiaccia se la porto qui. Come ti No. sembra? Va benissimo, prudente, Ok, prudente. ok. Donna E5 andava bene, eh? Mi fa ridere come dici le domande come se io abbia la risposta. No, non lo so, no, io avrei fatto donne 2 Ok, comunque. ok. Poi che l'avrei fatta io che vada bene, non lo so. Vabbè, ok, adesso vediamo. Non so se... vediamo. Per divertirci, no, potrei dire re e vedere cosa fai, però non so. Lì avrei paura. Avrei paura di come interpreti. Ah, pedone Sì. posizionale. Bello che magari ho pensato una sciocchezza, però posso fare bella figura, no? Perché non si sa, non si sa che cosa... No, però... Non so di tante mosse di pedoni. Cosa stai pensando? Sto pensando ai 4. Sto vedendo che c'era l'attacco di scoperta sull'alfiere, Mhm. E però che altre sono... mosse di pedone stai No, pensando? a nessun'altra. A nessun'altra, onestamente. Quindi Aver lo stile per cui stiamo giocando? è un G4. Non lo so. Però provo, Però magari G4 è un problema, non lo so. non lo so, provo a fare questa, non so se sia G4 era violenta, H3 posizionale dalla casa H2 Mm, all'alfiere, H4 violenta.
Effettivamente c'è cavallo per E4, no? Sì, sì. Perché bisogna prenderne atto, no? Abbiamo perso un pedone. Che fortuna. Alfiere. Ok. Anche in E3 no? Si poteva mettere per... Giusto. No, per non perderlo, no? Più che altro perché... Vabbè, alfiere è uguale. Ah, ok, non so se va bene, però che ormai pezzo detto, pezzo mosso. Ok. Ora, non so, pedone. 2 minuti e 18, 3. madonna. Devo mettere il turbo stavolta. Ok. Donna. Ti immagini se avessimo giocato pedone F3 e alfiere C5? Per un momento stavo pensando, no? Ho detto F3, però... No, però ora dovrebbe andare bene, no? Dicono che un pedone è un pedone, no? Donna? Sì. Oh, ora inizia a piacermi la partita. Ora... ok, vediamo un po'. Comunque non è facile. Fammi vedere. Tutti i pezzi incastrati adesso, no? Sì. Poco tempo rimasto. Minacce varie. Fammi pensare. Che difficile, no? Facciamo cavallo. Ok. Prendere in C4 era pericoloso, no? Perché Sì. faceva torre a D8. Ok, torre. Meno male che il cavallo in E4 difende F2 Esatto. tra l'altro, no? Ora abbiamo... Ora se tutto va bene, possiamo solo perdere di tempo. Se tutto va bene. Ora donna. Sì, quell'alfiere deve andarsene da lì perché... Sì. Il problema è che la posizione non è facile. Sì. Alfiere, è molto attivo. Pedone. Sì. Mm. Non era sicuramente Volevo questo. fare F3 per consolidare il Ok, cavallo, però va ok. bene. Donna, non so. No? Ok, ok, donna. Mossa completamente a caso. Sì, sì. No, più che altro era per togliere scoperte, no? Sì. Torre. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Inizia ad essere complessa adesso. Sì. Quel pedone non l'ha perso. Però anche F2 poi. Certo, Forse potevamo certo. mettere questa torre in F1 e mettere l'altra torre in D1, forse. Sì. Non lo so. Donna.
Forse lì ci fa alfiere C5, ci fa la scoperta di nuovo. Sì, sì. Donna? Mamma mia. Tu credi che possa ripetere? No. Lo spero perché abbiamo 28 secondi. Forse bisogna giocare con l'incremento, no? Cazzarola, però stavamo bene quel tempo. Donna? Anzi, no, torre, Sì. torre. Pensavo torre per D2 per togliere il pedone. Pedone. Pedone? Porco cane, non lo so. Pensavo V4 a 4 provare. Ok. Pedone. Non so. Ah. Povero re. Non so. Pedone. Aiuto. Scusa, ho mosso il re. No, muovi tu. Niente. Ormai. Peccato. È andata. È andata. Allora abbiamo perso tutto il tempo, 1 minuto alla prima mossa. Sarebbe bello saperlo dove diavolo l'abbiamo perso. Ma di solito non avevamo mai perso col tuo account. Di solito sempre al contrario, con il mio. Però si vede che... Niente, abbandoniamo. Vabbè, a parte finito il tempo. Cazzarola! Che disastro che è stata questa partita. No, penso che fosse andata bene fino a un certo punto. Poi... Ok, andiamo. Volevi vederla? Allora, dopo di per i 5, non so se puoi andare in analisi. Sì, sto andando in psicoanalisi. Ok, dopo a che mossa? Qua sembra, dopo che lui prende in E5, diciamo che noi prendiamo in E5, vallo di 7, donna H5, F5. Forse qua la mossa giusta non era per F6, era G4 forse, Sì. no? Cosa ne pensi? Sì. Forse siccome... ho sbagliato io, no? Perché No, ma figurati. ha più vantaggio forse, no? No, Ok, certo. per F6 cavallo per, donna E2, donna E8, qua, ok, qua sembra che pedone sia corretta, però la mossa di Stockfish è pedone A4 alla mossa 14, no? Del motore di chess.com, non so perché dice A4. Forse a roccare poteva andare bene così. E G4 ti piaceva o no? G4 mi piaceva sì togliere quelle case per il cavallo. Era divertente, no? È molto. Che su E4 lui non ha preso in E4 stranamente. Però ha fatto cavallo H5, alfiere, forse alfiere 3 poteva essere un pochino meglio, no? Sì. Perché alfiere E5, cavallo F4, alfiere per, torre per, qua sembra che sia un buon vantaggio, no? Per il bianco, per D a rocco corto. Sì. Donna E5, qua non ha giocato donna F7, no? Che difendeva D5, ha giocato donna F8 e qua dovremmo stare molto meglio, no? Cavallo E4 buona, torre E1, torre D8, quasi abbiamo giocato bene, donna per B7, alfiere D3, sì, alfiere per C per D3, qua il motore di chess.com è impietoso, no? Con la posizione del nero, no? Sì. La mossa 24, cioè che è vinta, no? Perché Sì. anche lui è d'accordo, no? Che un pedone è un pedone. Qua guarda G3 che va bene, ancora l'approvazione del motore, però non so, a me piaceva F3 per consolidare il cavallo, no? Perché poi fai torre di 1, cioè lascia stare che magari, cioè secondo me con il 4 di stabile, no? G3, torre F7, donna C6, poi lì forse dopo D2 non è meglio mettere questa torre in F1 e mettere la torre A in D1, così difendi sia F2 se gli va a prendere... Certo. Qua, sì, qua a lungo termine dovrebbe essere vinta, no?
Però che qua poi dopo, sì, non c'era tempo, no? Poi dopo purtroppo alla fine non siamo più coordinati, avevo dato pedoni qua, Ok, mossi ok. pedoni sull'ala di re, ma queste sono anche mosse che in condizioni normali probabilmente non avresti mai fatto, no? Perché Eh sì, poi si è ribaltata. Peccato, stavamo bene fino sì, 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 a... peccato, peccato. No, fino dico però a... queste mosse H4 e G4 le hai fatte per giocare il tutto e per tutto, penso, Sì, perché sì, sì, sì. se no... ok, sì, peccato, no? Il tempo, bisogna darsi più da fare, non so, magari possiamo provare con l'incremento, possiamo provare ad andare più veloci, magari. Sì, secondo me sì, dobbiamo spendere meglio i minuti iniziali. Ok. E allora... Ah, ci picchia! Facciamo un'altra così. A bruciapelo, va A benissimo. bruciapelo, a bruciapelo, a bruciapelo. Dobbiamo vincere per il tempo, Sì, Andrea, sì, questo è sì, il nuovo sì. obiettivo. Va bene, va bene. Dimmi quando ci sei. Ok, ci sono, muovo? Muovi e poi Siamo sempre i passami. bianchi. Sì, Eh, fai quello che vuoi, passami il eccoci, link. eccoci qui. Eccoci, ragazzi, allora stiamo giocando, questa volta l'avversario è più forte, cavallo F3, cavallo C6. Siamo i bianchi ancora? Allora, facciamo pedone. Ok, non so quale pedone. Facciamo alfiere. Vediamo qui quale trucco ci riserverà, perché qui mi aspetto qualsiasi cosa. Ok, Ok, facciamo, non so bene, pedone. devo capire se... Vabbè, abbiamo detto che dobbiamo muovere veloci, quindi gioco così. Non so se Sì. vuoi giocare questa o H3. No, volevo fare quello. No, H3 no. Ok, Ok, alfiere. alfiere. No! No, bisognava catturarlo? Ah sì, Sì, cazzarola, sì. prendere in E5, Sì, 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 vincevamo sì, si subito. vinceva. Sì, sì. Alfiere. Ah! Va Fare bene, va bene. Cioè, non va bene, ma va bene. non succede nulla. Sì, 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 c'era tutto qui dopo. Che fortuna che non ha preso in D4. Ok, pedone. Ma sono contento. Perché se prima poteva catturare lui in D4. Pedone. Ok, pedone, andiamo così. Sì. Ok. Pedone. Un pedone è sempre un pedone. Sì. Donna. È bello vedere Andrea come dopo si va in vantaggio di un pedone ti torna il sorriso. Sì, sì, ovvio, ovvio. Re, un pedone dà sempre il sorriso. Sì, sì. Ok, è in ritardo di sviluppo lui. Sì, ritardo di sviluppo e materiale. Pedone. Eccolo. Donna. Donna. Si vede che siamo arrabbiati. Eh sì, ormai... Alfiere. Sì. Pedone. Il suo re è leggermente scoperto. Pedone. Ostia, che bella questa.
Piedone. C'è tutto sotto praticamente. Questa partita non c'era più tempo di ridere e scherzare come nella precedente. Esatto. Perché come si dice, com'è il detto, Andrea? Quando un buono si arrabbia diventa più cattivo del cattivo. Sì. Donna? Scegli tu quale, no? Di solito. Ok. Ok. Donna? Donna? Donna. Sì, è una mossa contorta che la che ho in mente io, però non sei... praticamente sia molto buona quella che ho in mente io, però non è forzata. Ah, ok. Ok, penso che sia questa. No, dai. Vabbè, Quale pensavi? donna per G7. Quale? È quella in H. Mhm. Sì, perché semplifica, no? Nonostante Ok. per... Ok. E più 18 unità di materiale. No, più 14. Ok. Ora... torre? Che prendere il pedoncino in A6, no? Non era male. Ah, ostia, sai che non l'avevo proprio minimamente visto. Tutto. E torre? Ok, colgo l'occasione per farlo allora. Ok, si potrebbe abbandonare. Potrebbe. Donna? C'è il matto in poche mosse sicuramente. Torre? Torre. E donna. Ok. Bene, ci siamo incattiviti. Ah no, tra l'altro questa era punteggio. E quella di prima no? Quella di prima no. Incredibile. Incredibile. Quella di prima... È perché questo hai lanciato subito la sfida senza pensare a È bruciapelo. vero. Ci ha chiesto la rivincita, però beh, La sarà prossima volta, no? prossima volta. Bene. Ok, sì, ci siamo incattiviti parecchio qui. Sì. Va bene, dai, ci siamo rifatti. Magari poi la volta prossima giochiamo col mio account. Volentieri, dove ci saranno avversari più tosti. Va Va bene, bene. ragazzi. Ringraziamo sempre Andrea per la sua Grazie a voi. disponibilità e Grazie ci a te, vediamo alla prossima. Cristian. Grazie. Ciao. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!